Su ricurso de su governo contra a Salezze, che assenta tannobus a sanidade sarda, non la sustrata sa giunta regionale, che a postir desa nomina desordoichi commissario desas aziendas sanitarias, si chita andare ad ennantis chi in su chi previdi sa riforma. Prosa presidente Todde, cussa de su cussizzu desor ministro, no est un'impugnazione giusta. Sa sanidade ha bisogno de mudare passo e noi samus andare ad ennantis chi in convinchimento a nausa presidente che annunzia battalla. Amus assicire annao a difendere esormandor desa regione e desa autonomia nostra in cada sede. Ma a cussu contra sa riforma Todde Bartolazzi e Spezzi, s'ultimo di uno scanto ricorso contra Salezzer Varadas in sintesi di questa legislatura. Innantis è stoccao a sa moratoria prosa rinnovabile, zai affossata desa consulta e a Salezze su prasas areas idoneas che arrisca de va che sa mattessi vine. Lievor de incostituzionalidade los han pesaur finzas prosor disponimento supras in preu desor dottore de famiglia in pensione, approvaus in jannario. Prosa Todde, sa riforma sanitaria, l'han impugnata pro razones politicas e sa conferma, sa presidente, la catat in sas comunicaciones contraddittorias de su ministero. Ma pro palato chigi, su licenziamento desor dirigente desas aziendas, innanti desi scadenzia desingarrigu, si diappodes considerare spoil system, pratica pro di una volta censurata desa Corte Costituzionale che è contraria su principio de continuità desazione amministrativa. E oramai è belli sicuro che la regione attade per affrontare vinza sul ricorso desos ex direttore generale bocaor fora da esa riforma 9 mesi prima desi scadenzia desos contrattos. S'approvazione desa manovra finanziaria de 10 miliardi de euro, arribata a postir de 4 mesi d'esercizio provvisoriu, ha pesato un po' de polemica, se non pezzi intre maggioranza e opposizione, ma vinza schinsas partes sociales prusannottu sosente localese. Sa presidente Todde, vita animosa in merito a su ritardo desa manovra, varada su de 7 di aprile intro si scadenzia previdi a prolezze, un risultato che non fitti scontao a nausa assessore a su bilancio Giuseppe Meloni, considerando che sa giunta nova est entrata in garriga in aprile dell'anno passato e ha toperau che in un bilancio ammaniao dell'amministrazione precedente. E fa vedere desumanizzo della risorsa del 2024, l'assessore Meloni ha dichiarato che è stata più attenta e profettosa che in una capacità di pagamento de su chimbe prochentu in più rispetto a sa media della legislatura passata. Oni ha finza sottolineato che hanno speso tutto su denaro incassato in su 2024, mantenendo in pareggio su vundu cassa e hanno sbloccato belle battoschento il milione di euro de vundor vinculauso. Approvata la prima manovra, come sa giunta de pepessare a sospassos invenientese. Pro su mese de tribular si previdit un avanzo de 755 milioni di euro che hanno a destinare a sanidade, traballo, mobilidade e istruzione. Un obiettivo de crompire e impresse propode straballare a pustis a salezze de bilancio 2026 e 2028 che si dia poter approvare in attonzu. Su popolo sardo ha rinnovato eri su voto seculare a Sant'Effis, su martire glorioso a su cales a zittade de Casteddu, aiat affidaus a sorte sua in su 1652 pro che va che raccabare una pestilenzia. L'ha fatto in una die che hanno ammentovare pro numeros emozione e significao, un'edizione spantosa sai su 2025, prur de 2000 de votos in costumene, 70 comune rappresentaos, 80 sozios culturales e folcloricos, de che 7 traccas 180 cavaddarisi. Pro non mentovare un upore de videles, curiosos, turistas, che hanno ammirato che in ispantus, spettacolo che ha porrius a tradizione sarda, che in sos colores desa vestimentas, a bellezza desa sonoridade, s'assentu desa professione devozionale. Una vesta che cabrincaus all'Acanar de Sardigna, finzar gracias a sa struma de turistas, mescamenti stranzos, e a sa prima entrada ad esistiu. Ma sa vesta non che sta accabada, erisi, medas in custar diese, sos eventos sempre spompiando a sa tradizione. E su cammino de Sant'Effis sichiti, oie arribat a Nora, ove crasa na fa che sa professione in mare, si chin desa surminar de
de effis innantir de su martirio suo, per arrivare a su 4 de maio, quando su martire glorioso a tornare a Casteddu. S'arribu a sa cresia de Stampagi, a essere ore mesunotte, e a essere accompanzata da esallantias e da esorgosos in professione, quando sa esorbere su votu, cust'anno puru, su 369. Non podiano pretendere stempur menzus de su chi lis ha fattu, mercuri sero, sos pellegrinos chi sono moghi oscara su santuario de Santu Franciscu de Lubula, da esa cresia de su Rosario, e su vichinao de Santu Predu. Unu sero tepiu, chi in unu chelu lucorosu e innidu. A mesunotte vini tutto prontoso, animaor de sa sparagular de Don Giovanni Cossu, e su pur in cammino che in tutte as persones arribadar da cada punte loccu pro vivere questa esperienza de vide. Semmur moghende a de notte mannu, macrar manzano, arribaosa o amur desinnao, amus accattare sa lucche. Mancana pacardiesa sa presentazione desa listas elettorales su comune de Nugoro pro totus as forzas politicas che han a currere prosas amministrativas de 8 e 9 de Lampadas. Ser dies pro collire as ultimas firmas de candidatura in unu contestu che abidu difficoltà der mannar de ambar bandas a cattare cittadinos dispostos a si candidare. Pro su bonu desa lista su quadru oramai es completu, progetto per Nuoro pro narrere esa lista unica in appoggio desa candidata sindicu Lisetta Bidoni contata 20 battos candidatos, doichi homines e doichi feminas. Su movimento civico azai cominciao a presentare esos candidatos, una paia de dier facet e stoccao a sorzovano Rosalina Sale e Alessandro Tidore, esponente de su partito pan-europeo Volt. Posta bene, finza sa lista che at appoggiare a Domenico Mele pro su partiu contra su sistema Democrazia Sovrana Popolare, arribada a belle 20 candidatos. Francu sorpresas dell'ultimo momento diana depper essere stessa listas che appoggiano la candidatura de Emiliano Venu pro su Campo Largu. Che pare la situazione de Alleanza Civica per Nuoro, presentata da Ardier Facete, pro su candidato Giuseppe Luigi Cucan a essere chimbios essa listas, sa teschire in custas oras, che in su Pisdaz e Bia che ha a mantenere su simbolo de partiu. Prochiedi a cherrere unu ziru in chirca de museos e locor de cultura in Nugoro, senza si deppe spiccare a futta chircande parcheggiu, godendesi sa zittade chi in calma bestu unu postalinu dedicau. Sembur fa vedande desa linea ser museale, chi va che capolinea in carrera Candischi in su depositu desa tipi in localidades a Terramala e in sa Solidae, in pallar desa Cresiedda, in peder desu Monte Ortobene. Sa punna desa azienda trasportos pubblico nugoresa, escussa de valorizzare sa chi da esempere es considerata sa tenesarda, ponendo a disponimento unu mezzo che va che unu percorso che si firma a tapacutrettu des un museo etnografico, grazie a dell'edda, archeologico, desa ceramica, su man, ma chi tocca a finza strettos importantes desa zittade che a su municipio, su quadrivio, si stazione desos postales e desu trenu. Oggi esa linea museale sti stagionale, dai prima die di aprile a su 31 de Santu Gavine, pezza a Manzano, Vrancus Ardier de Vesta, che non colata, ma l'azienda è straballante per la poter garantire tottusannu cada die a Manzano e a Sero. Una linea dunque schipunnata sa valorizzazione desa rete culturale e desa infrastrutturas dedicata non pezzi a chi arriva da Evora per visitare il locor della cultura nostra, ma vinzas a sord residentes. E grazie a un'applicazione per i telefoni intelligenti si può seguire su percorso de su postalino, comprare sul biglietto, programmare la visita da dommo.